Donbass senza pace, la Russia schiera il suo esercito al confine con l'Ucraina, parla il ministro degli esteri Kuleba. L'importazione del vaccino russo Sputnik provoca una crisi di governo in Slovacchia. Sarajevo, colpita dal Covid, sceglie come sindaco una giovane donna e piange il suo eroe Jovan Divjak. Il massacro di Srebrenica, raccontato dal film Quo Vadis Aida, negato da un ministro del governo montenegrino. I corridoi faunistici che attraversano le Alpi e l'Europa centrale hanno favorito il ritorno del castoro in Friuli Venezia Giulia. Venti di guerra soffiano al confine tra Ucraina e Russia, il rimpallo di accuse coinvolge anche gli USA e la NATO. Per Mosca e l'Alleanza Atlantica ad ammassare uomini e mezzi in Europa orientale, Kiev e Washington puntano il dito su quella che definiscono un'enorme mobilitazione di truppe russe al confine con l'Ucraina e in Crimea. Il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba in settimana ha incontrato a Bruxelles il segretario generale della NATO Stoltenberg e il segretario di Stato USA Blinken. Lo abbiamo raggiunto al suo ritorno a Kiev. Il presidente russo Putin ha parlato di provocazioni da parte dell'Ucraina. Il suo omologo russo, il ministro Lavrov, ha detto che una guerra potrebbe distruggere l'Ucraina. Sono parole molto dure. Siamo abituati a sentire la propaganda russa fare riferimento alla guerra contro l'Ucraina per distruggerla, ma non abbiamo mai sentito funzionari di così alto livello ripetere i messaggi della propaganda. E questo è un elemento che ci preoccupa particolarmente. Sappiamo per certo che entro la fine di aprile le truppe che la Russia ha ammassato lungo il confine con l'Ucraina e in Crimea saranno pronte all'offensiva. Quello che non sappiamo è se riceveranno l'ordine. A Bruxelles ha incontrato il segretario della NATO Stoltenberg, ma la presenza di un conflitto sul suolo ucraino non è un ostacolo su questo cammino? Se si riferisce alla prospettiva di un ingresso dell'Ucraina nella NATO ci vorrà tempo, non è una decisione che si prenderà nelle prossime settimane o mesi, ma sin dal 2014 la NATO ha dimostrato di essere un partner affidabile che ci aiuta a difenderci e sappiamo di poter contare sul suo supporto per frenare le azioni aggressive della Russia. A Bruxelles ha incontrato anche il segretario di Stato USA Blinken, che ha detto di essere pronto a dare il massimo supporto all'Ucraina. Ma questo cosa vuol dire? Gli USA sono pronti a fare una guerra per difendervi? Non ci facciamo alcuna illusione, sappiamo che nessuno al mondo combatterà questa guerra per noi, ma ci sono molte cose che i nostri partner a cui stanno a cuore, la legge e i diritti possono fare per noi, per spingere la Russia a una de-escalation. Noi non vogliamo nessuna guerra sul nostro suolo. Per questo mandiamo un messaggio molto chiaro alla Russia che prima di tutto l'Ucraina non è sola e che il prezzo di un'escalation sarà molto alto. Il secondo, che non c'è solo la guerra, saremo supportati con azioni specifiche e mirate. Di questo abbiamo parlato nell'incontro bilaterale con il segretario di Stato Blinken. In questo scenario, intanto, il cessate il fuoco sulla linea di contatto con i territori separatisti è scaduto. Nelle ultime settimane, sia nel formato Normandia che nel gruppo trilaterale di contatto, abbiamo cercato in ogni modo un cessate il fuoco, ma la Russia e i suoi agenti in Donbass hanno rifiutato. Noi continueremo a provarci perché un totale cessate il fuoco è il primo punto del protocollo di Minsk. Senza cessate il fuoco non ci sono accordi. Quando la Russia dice di non essere parte del conflitto in Ucraina, semplicemente mente in ogni occasione, su ogni schermo, persino negli incontri diplomatici, ma è un fatto dimostrato, fissato nei documenti, che la Russia è parte del conflitto e la recente retorica bellicosa dimostra che sono loro a combattere contro l'Ucraina e non i nostri stessi cittadini. E poi c'è la Crimea, annessa nel 2014, che però non rientra in questa escalation. Se Mosca crede sinceramente che la Crimea sia parte della Russia, la mia domanda è: che bisogno c'è di ripeterlo a ogni occasione? Loro sono perfettamente coscienti che la loro presenza in Crimea è illegale e illegittima. Hanno paura di perdere la Crimea, lo vediamo dalle reazioni isteriche che hanno alle nostre proposte di risoluzione. Qualunque cosa dica la propaganda, sanno che la Crimea tornerà all'Ucraina secondo la legge internazionale. Se il nuovo governo slovacco era nato per chiudere la crisi dei vaccini, possiamo dire che ha fallito l'obiettivo. Il caso è scoppiato a inizio marzo, quando l'allora premier Igor Matovic in persona si presentò all'aeroporto di Košice per l'arrivo di 200.000 dosi di Sputnik, il vaccino russo non approvato dall'Europa e inoculato tra i paesi dell'Unione solo dall'Ungheria.
una scelta su cui gli alleati di governo erano stati lasciati totalmente all'oscuro e che ha trascinato il paese in un mese di polemiche, ricatti, accuse. Ma perché il leader di un governo orientato con convinzione verso Bruxelles e la NATO ha scelto di acquistare le fiale da Mosca? È stata una manovra russa, con l'aiuto della diplomazia ungherese, a convincere Matovic. Si dice che il contratto sia stato firmato nell'ambasciata russa di Bratislava. È caduto in una trappola perché aveva bisogno di qualcosa di spettacolare. I russi gliel'hanno offerta. È il modo di concepire la politica del leader di Olano, un partito personale e nato dal nulla che ha trionfato alle elezioni del 2020 con una forte agenda anticorruzione, sull'onda dell'indignazione per l'omicidio del giornalista Jan Kuciak e dei tanti scandali che hanno scosso il paese. È uno stile politico tipicamente populista, la tendenza a fare lo showman, a intrattenere invece che a governare in una fase di emergenza. Credo che in Italia abbiate familiarità con questo modello. L'acquisto di Sputnik sarebbe stato insomma un'operazione ad effetto, come i test antigenici di massa a tutta la popolazione dello scorso autunno, rivelatisi insufficienti a fermare la pandemia, tanto che a febbraio la Slovacchia aveva il più alto tasso di decessi e di ospedalizzazioni nel mondo. In questa situazione il paese ha affrontato la crisi di governo con gli alleati di Sas, liberali e Saludi, centristi, che hanno chiesto la testa di Matovic. Solo il 1° aprile si è arrivati a un nuovo esecutivo dopo le dimissioni di 6 ministri. Il nuovo premier, Eduard Heger, prima alle finanze, è un fedelissimo di Matovic. Quest'ultimo va a occupare proprio la casella delle finanze. Basterà questo scambio a evitare le elezioni anticipate? Dipende se realizzeranno che non è la seconda, ma l'ultima possibilità che è stata data loro. Se vogliono sopravvivere politicamente, devono tenere in vita questo governo fino a fine legislatura e portare a termine le politiche promesse. Trovatosi subito ad affrontare la pandemia, il governo di centrodestra di Matovic aveva, prima di cadere, una impopolarità record, oltre l'80%. Igor Matovic came with a very simple promise. È arrivato con una promessa semplice: non ruberemo e così tutto andrà bene, il paese fiorirà. E ora vediamo che per persone senza esperienza né formazione anche un grande impegno anticorruzione, non è abbastanza. Questa è la risposta dell'opinione pubblica. This is the response of the public. Il governo Heger sembra però aver ripreso dove aveva terminato quello precedente. L'agenzia del farmaco slovacca ha ora denunciato che il vaccino Sputnik mandato a Bratislava nulla avrebbe a che fare con quello testato negli studi internazionali. In comune hanno solo il nome, ha eloquentemente detto la direttrice Zuzana Batova. I russi hanno reagito chiedendo la restituzione delle dosi per violazioni contrattuali, parlando di una campagna di disinformazione ai loro danni. Igor Matovic è volato in Ungheria e a Mosca per cercare di salvare l'operazione. Intanto, in un mese e mezzo, non una singola dose di Sputnik è stata inoculata. La Bosnia ed Erzegovina è travolta dalla pandemia sia nella parte governata dai serbi, la Repubblica Srpska, sia nella Federazione Croato-Musulmana. Le strutture sanitarie sono alle corde, il tasso di mortalità è altissimo, con la politica travolta da inchieste giudiziarie su casi di corruzione legati alla fornitura di respiratori e mascherine. A Sarajevo i cittadini sono scesi in piazza contro i raccomandati che saltavano la fila dei vaccini, una situazione aggravata dalla debolezza strutturale dello Stato nato con gli accordi di pace di Dayton. La sociologa Tatjana Sekulic però rideva che in 25 anni di pace la struttura amministrativa definita a Dayton ha comunque sviluppato nuove forme di cittadinanza. È uno Stato che comunque con un passo lentissimo, difficile, contraddittorio, ma prosegue nel processo di accessione verso l'Unione Europea. Quindi non bisogna dimenticare questa cornice ampia e importantissima in cui osservare anche ciò che succede oggi in questo Paese. Lo Stato e la società comunque continuano ad andare avanti con il passo, certamente non quello che desideriamo, con le modalità
sicuramente migliorabili. Comunque la vita quotidiana dimostra anche una comunicatività, diciamo, sociale migliore da quanto emerge poi da ciò che ci mostrano i media, di cui parlano i politici. Simbolica l'elezione a sindaco di Sarajevo di Beniamina Karic, socialdemocratica, giovane, docente universitaria di diritto penale. La Karic è stata eletta perché nel censimento generale non ha dichiarato la propria nazionalità, segnando la crocetta nella casella altri. Questo le ha consentito di evitare i trabocchetti delle quote nazionali previsti dallo statuto del municipio della capitale. Definirsi altro, anche quello fa parte delle possibili opzioni costituzionali, perché anche altro comprende una serie delle identità che possono variare tra quelle, diciamo, più in termini etnici, ma anche quelle in termini civici, perché altri sono anche quelli che si esprimono come cittadini bosniaco-erzegovesi, perché anche questa opzione è possibile. Nei giorni scorsi Sarajevo ha perduto uno dei simboli della sua identità plurale. A 84 anni è morto il generale Jovan Divjak, uno dei pochi ufficiali serbi che nel 1991 decisero di combattere tra le file bosniache. Nel dopoguerra Divjak ha creato un'associazione che aiuta gli orfani o i figli delle famiglie povere ad avere un'istruzione. Jovan Divjak, con il suo coraggio e con scelte che aveva fatto, ci aveva mostrato di aver dato la preferenza all'umano rispetto al nazionale. I cittadini lo piangono anche perché Jovan Divjak era un esempio, un simbolo per tutti coloro che credevano in Bosnia e Herzegovina multietnica e multinazionale, che come tale esisteva prima della guerra e che si sono messi a difendere la Bosnia e Herzegovina dall'aggressione e dalla spartizione. Io so che Jovan Divjak in Serbia è considerato un traditore, però i valori che lui seguiva per tutta la sua vita sono valori universali che valgono sempre e ovunque, e ne sono sicura che anche in Serbia verranno i tempi, momento quando Jovan Divjak sarà considerato un grande uomo come in effetti lo era. Oh partigiano. I commilitoni di Divjak hanno salutato il loro comandante cantando Bella Ciao. Il 25 aprile Jasmila Zbanic conoscerà il verdetto. Se Quo Vadis Aida sul genocidio di Srebrenica avrà vinto nella categoria Miglior film internazionale. L'opera della regista bosniaca coronerebbe con il premio più ambito il Cursus Honorum iniziato a Venezia, proseguito a Berlino in competizione per l'Orso d'Oro, approdato a Toronto e con 2 candidature al British Academy of Film and Television Arts. Gli occhi con cui Jasmila Zbanic, anche sceneggiatrice, racconta il massacro della piccola città della Bosnia-Erzegovina sono quelli di Aida, una traduttrice bosniaca che lavora per l'ONU. Quando l'esercito serbo prende il controllo della città, c'è anche la sua famiglia tra le migliaia di cittadini che cercano rifugio nel campo delle Nazioni Unite. Lei è dentro i negoziati, ma deve decidere come utilizzare le informazioni di cui viene a conoscenza, che potrebbero portare alla libertà o alla morte del suo popolo e dei suoi figli. Ho l'impressione che le persone riescano ad identificarsi tra quello che sta avvenendo oggi e il film, in cui vivi una vita normale, poi improvvisamente tutto crolla e non c'è più alcuna sicurezza. Quelle organizzazioni come le Nazioni Unite che avrebbero dovuto proteggerti non funzionano più e la tragedia è così vicina e puoi facilmente scivolarci dentro. Designata dalle Nazioni Unite zona protetta, a Srebrenica c'erano 800 caschi blu a difesa dei civili costretti ad abbandonare i territori occupati dall'esercito della Repubblica Serba di Bosnia-Erzegovina, guidato dal generale Ratko Mladic, che l'11 luglio del 1995 occupò dopo un lungo assedio la città, compiendo quello che è stato definito il peggior massacro in suolo europeo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Oltre 8.000 maschi tra i 12 e i 75 anni furono separati dalle famiglie, uccisi e buttati in fosse comuni.
Mladic e Radovan Karadzic, all'epoca presidente della Repubblica Serba, condannati all'ergastolo, altri 19 responsabili a pene tra i 5 e i 35 anni. La Corte internazionale di giustizia sancì il genocidio rivolto all'eliminazione di un gruppo etnico, ma assolse Serbia e Montenegro, al tempo giuridicamente unite, non potendo provare che le autorità fossero a conoscenza del progetto di sterminio. La terribile vicenda continua a dividere, una piaga che ancora sanguina. Nell'agosto scorso è iniziato il processo d'appello per Mladic, il boia di Srebrenica. Tra l'incertezza delle responsabilità storiche e l'impossibilità a superarle si insinuano i tarli del negazionismo e del revisionismo. Nella Repubblica del Montenegro, il premier Zdravko Krivokapić ha chiesto le dimissioni del ministro della giustizia. Vladimir Leposavić ha detto: riconoscerò che a Srebrenica è stato commesso un genocidio quando sarà inequivocabilmente stabilito. Il ministro ha rifiutato di dimettersi. In suo favore sono scesi in piazza manifestanti filoserbi, ma la sua dichiarazione è condannata da più parti, compresa l'Unione Europea, che rigetta ogni negazione del genocidio di Srebrenica. È tempo che i leader della regione traccino la strada, onorando le vittime e promuovendo la riconciliazione, ha detto nei giorni scorsi la portavoce della Commissione Europea, Anna Pisonero Hernandez. Questo film non è solo il film, è un promemoria di quello che è successo a Srebrenica, del genocidio che ha avuto luogo in Bosnia nel 1995 e di tutti gli altri genocidi avvenuti e che avvengono in questo momento e che non dovrebbero mai essere dimenticati o negati. Il termine corridoio fa pensare alle grandi vie di comunicazione che attraversano gli stati. Per analogia, un corridoio faunistico è una via di comunicazione che esiste in natura, come accade in una vasta area fra Balcani, Austria e Italia settentrionale. È la porta delle Alpi. È noto come The Gate to the Alps, è uno dei più importanti corridoi faunistici del Mitteleuropa, sicuramente il più importante verso le Alpi. Collega l'arco alpino attraverso le Prealpi e i Monti Dinarici con il mondo dei Balcani. Alcuni mammiferi hanno trovato il modo di tornare in Italia dopo un'assenza lunghissima. Nel caso del castoro si parla di 5 secoli. Ma sono tante le specie che hanno, per così dire, riscoperto l'Italia grazie a questo corridoio faunistico. Nel dopoguerra molte specie erano scomparse, come il cervo per esempio, che oggi è molto comune, era completamente scomparso, è ritornato attraverso questo corridoio. Subito dopo di lui un altro importante animale che è rientrato in Italia attraverso questo territorio è l'orso bruno, e poi pian pianino a cascata altre specie importanti, per citare quelle più grosse come la lince, come la lontra, come il castoro, che è l'ultimo arrivato. Le infrastrutture costruite dall'uomo, strade, ferrovie, sbarramenti lungo i corsi d'acqua, sono l'ostacolo principale per lo spostamento degli animali. Apparentemente animali molto agili come i felidi, come la lince, che potrebbero superare agevolmente ogni barriera, hanno delle barriere psicologiche. Di fronte a determinate barriere architettoniche, anche solo un guardrail di una strada, sono molto inibite a continuare il loro percorso. Altre specie che sembrano più goffe come l'orso o anche il lupo invece in realtà superano con più facilità queste barriere. Poi generalmente legato al comportamento spaziale di queste specie. Più è grande e più facilmente si spostano sulle lunghe distanze. Alcuni dei mammiferi che percorrono il corridoio faunistico o la porta delle Alpi provengono dalla Slovenia, un territorio nel quale si trova particolarmente a proprio agio l'orso. La Slovenia è un'oasi molto particolare, una regione molto particolare, perché essendo comunque molto piccola, però è un cuore veramente verde dell'Europa, con un'infinità di boschi e superficie boscata e anche un'antropizzazione abbastanza ridotta. Quindi lì logicamente tante specie trovano il loro habitat ideale. Basti pensare ai grandi carnivori un po'. L'orso in primis, con una popolazione che conta quasi 1000 individui. Anche il lupo è una specie in aumento, se ne contano circa un centinaio. Discorso differente invece per la lince in Slovenia, dove ha maggiori difficoltà a causa della insufficiente varietà del patrimonio genetico.
Attualmente sono presenti circa una quindicina di individui che derivano però delle introduzioni che sono state fatte negli anni 70 e quindi c'è un problema di natura genetica. In questo momento è attivo un progetto che sono stati introdotti 4 individui di lince per cercare di rinsiguare questa popolazione. L'estremo nord-est dell'Italia presenta una ricchezza sotto il profilo naturalistico davvero eccezionale. C'è una ragione geografica ben precisa. Innanzitutto per la sua posizione biogeografica tra mare e montagne, tutto in pochi chilometri, e poi appunto per questo incontro di diverse catene montuose. Qui a Tarvisio ci troviamo dove si incontrano le Caravanche con le Alpi Giulie e le Alpi Carniche, quindi a parte il corridoio principale, corridoi minori che portano verso il bacino imbrifero della Drava, verso la Valle del Gai, le Alpi Carniche austriache, attraverso le Alpi Giulie e i Monti Dinarici sloveni. Però un territorio di una complessità e di una biodiversità molto particolare. I forestali l'avevano definita anche biocomplessità proprio per questa specificità.